Avvio lavori atteso da 17 anni per il cantiere del primo stralcio della strada regionale 10, il primo colpo di ruspa di un progetto che costerà 170 milioni di euro per la realizzazione di 6 km e mezzo di strada attraverso la Bassa Padovana tra i comuni di Borgo Veneto, Ponso, Ospedaletto Euganeo e Santa Caterina d'Este. L'ha dato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha firmato davanti a una folla festante le pergamene che, come da tradizione, vengono interrate a inizio cantiere. Ci vorranno 10 anni per vederla completata, ma per tutti è un passo avanti significativo aver sbloccato un cantiere fermo a punto da quasi 2 decenni. Abbiamo un cantiere in corso di realizzazione con 7,5 km che verranno già realizzati, 165 milioni. Se fate il conto sui chilometri sono tanti, perché la strada deve essere costruita in rilevato per poter superare l'autostrada, quindi un intervento anche di una certa importanza. Sono contenta perché nel 2015 avevo promesso impegno non risultato ai sindaci, gli ho detto impegniamoci tutti in questo obiettivo e oggi siamo qui a dare avvio a questo cantiere, quindi per me è una soddisfazione personale, ma anche per tutti i sindaci che in questi anni mi hanno sostenuto e si sono fidati della parola della Regione. I fondi sono statali: 80 milioni di euro per il tratto da Ponso a Carceri, 89,7 milioni di euro dal Fondo di Sviluppo e Coesione destinati al tratto tra Borgo Veneto e Ponso. La nuova strada regionale 10 collegherà anche le autostrade A31 Valdastico e A13 al territorio e soprattutto l'ospedale di Schiavonia per tutta l'area del Montagnanese. Risultato importante per tutto questo territorio, per la Bassa Padovana, per il Padovano e chiaramente per il Veneto, un'infrastruttura, la SR10, che è fondamentale per la comunità, quindi per i cittadini di questo territorio, per le imprese, ma anche e soprattutto per i collegamenti prossimi futuri che verranno sia alle due autostrade da una parte e dall'altra, ma anche e soprattutto con l'ospedale di Schiavonia. Ci sono stati momenti anche difficili in questi ultimi anni, perché effettivamente l'ospedale unico è collegato dalla viabilità buona di Monselice fino a Carceri e poi manca questo territorio che non aveva l'infrastruttura adeguata e quindi i tempi di raggiungimento lunghi. E questa è un'opera importante, veramente importante, non solo per i 7 chilometri, ma perché finalmente inizia questo percorso fino a Legnago e che per noi può cambiare veramente le prospettive future.